racconto di Isola Verde oggi ci porta a Rimini, mi trovo proprio davanti, la fiera di Rimini, perché oggi comincia il McFruit, la 43esima edizione della fiera dell'ortofrutta più importante al mondo. Ed è una bella occasione per la nostra terra, per la Sicilia, proprio perché quest'anno come regione partner è stata scelta la nostra meravigliosa Sicilia. Grazie al lavoro dell'assessorato regionale all'agricoltura entreremo all'interno della fiera e vi racconteremo i produttori, le produttrici, vi racconteremo quali sono le sfide attuali di questo momento storico e soprattutto vi parleremo di agricoltura siciliana. Come sempre una puntata che racconterà storie, personaggi, tradizione, innovazione e tanta sostenibilità. Insomma, comincia da qui il racconto di Isola Verde alla 43esima edizione di McFruit a Rimini. Questo è l'Expo Center di Rimini e proprio qui in questi giorni si svolge la 43esima edizione di McFruit, un'occasione veramente importante per tutti gli operatori del settore per confrontarsi su tematiche molto importanti. E pensate, è la prima volta che il McFruit in questa sua 43esima edizione si fa in primavera, soprattutto con un'area più grande quasi del 30% rispetto alle precedenti edizioni. Tante novità, una su questa la divisione in 3 macro aree, quindi è come davvero se si visitassero 3 fiere diverse, una dedicata al pre-harvest, tutto quello che accade prima appunto del raccolto, una al post-harvest, quello che capita dopo e quindi ad esempio il packaging piuttosto che la catena del freddo, e poi un'altra area dedicata ai prodotti finiti, con grande attenzione sia alla tradizione ma anche all'innovazione e alla sostenibilità. Una delle grandissime novità, e devo dirvi per noi siciliani motivo di grande vanto di questa edizione di McFruit, è il fatto che la Sicilia sia regione partner, con la grande attenzione ai frutti tropicali che rappresentano veramente il futuro dell'ortofrutta in Italia, in Sicilia e anche nel mondo. E allora proprio da qui, da Rimini, continua il racconto di McFruit 2026. Incontriamo l'assessore Luca Sammartino nel cuore di McFruit a Rimini. Assessore, ancora una volta la Sicilia ha una bellissima occasione per far parlare bene di sé con dei numeri, quelli dell'agricoltura, che sono numeri incoraggianti finalmente. Sì, quest'anno il McFruit 2026 si apre con la regione siciliana partner di questo grande evento, è la fiera internazionale più importante dell'ortofrutta e che continua a registrare numeri da record. La Sicilia è la prima produttrice del paese del comparto ortofrutticolo, ma soprattutto punta a raccontare quest'anno al McFruit la grande capacità dei nostri agricoltori di avere sfruttato i cambiamenti climatici. Infatti il McFruit 2026 è dedicato alla frutta tropicale e la nostra regione sta diventando hub mediterraneo delle produzioni tropicali. Questa è una cosa bella perché comunque ci fa capire come anche l'ingegno dei produttori, delle produttrici siciliane abbia fatto in modo che un clima che cambia crea nuove occasioni. Questo è un po' anche nel DNA dei siciliani, quello di non abbattersi mai e di cogliere le nuove sfide come un'occasione. Sì, siamo qui a dimostrare che la Sicilia non soltanto col mondo agrumicolo delle straordinarie arance siciliane, da Ribera all'arancia rossa di Sicilia, esporta qui al McFruit anche tutta la frutta secca, dal pistacchio di Bronte alle mandorle siciliane, ma soprattutto mette assieme, grazie ai consorzi di tutela, il pomodorino di Pachino e le tante eccellenze che la nostra terra è in grado
di produrre. E poi, come dicevi bene tu, Ruggero, c'è la capacità dei nostri agricoltori di avere cambiato la tendenza delle produzioni seguendo anche quello che è il mercato dei consumatori. Oggi siamo tra i primi consumatori con le nostre DOP e IGP anche di quella che è la frutta che in questo momento invade le tavole dei nostri consumatori, dall'uva da tavola per passare ai mango, agli avocado e alla papaya. Quella frutta tropicale che oggi rappresenta una nuova mission da parte anche del governo per essere supportata, ma soprattutto per i produttori che stanno impiantando centinaia e centinaia di ettari nella nostra regione. Assessore, le nuove generazioni ovviamente stanno affrontando sfide completamente nuove con le emergenze siciliane che sono quelle di sempre, l'emergenza dell'acqua, il cambiamento climatico, e da questo punto di vista il vostro governo, il suo governo regionale ha davvero dato un'impronta chiara, non solo di sostegno, perché siamo stati tante volte abituati a contare soltanto sul sostegno, ma anche di proposizione di una politica nuova, di una politica moderna. Sì, nelle fasi emergenziali il governo ha lavorato non soltanto agli aiuti, che sono la primissima risposta, ma soprattutto alla progettualità e alla programmazione. Oggi in tema di idrico la nostra regione si presenta a 4 anni dall'insediamento del governo Schifani con le carte in regola di tanti cantieri avviati, di tanta progettualità finanziata da parte del Ministero delle Infrastrutture e anche dell'Ambiente per cavalcare la sfida del domani, che è quella di dare maggiori servizi ai nostri agricoltori, ma soprattutto di dare maggiori opportunità a chi ha deciso di continuare a investire nella nostra regione. Vedete, momenti come questi fanno riflettere di come la Sicilia è conosciuta in Italia e in Europa e di come riesce ad attrarre l'attenzione anche dei grandi player economici e i buyer internazionali. Questo è frutto della fatica dei nostri agricoltori che il governo vuole sostenere, ma soprattutto portare avanti, perché la sfida del domani si copre sfruttando il meglio delle potenzialità delle aziende siciliane che riescono a mettere in campo, ma soprattutto creando nuova occupazione in un tessuto economico che è forte come quello dell'agroalimentare siciliano. Senza dimenticare, e questa è una cosa molto bella che ci rende orgogliosi, che i numeri della Sicilia sono numeri straordinari anche dal punto di vista del biologico, e quindi anche da questo punto di vista la nostra terra diventa capofila, diventa esemplare nei confronti delle altre regioni italiane. Assolutamente sì, e siamo stati la prima regione negli anni a investire sulle misure a sostenibilità ambientale zero, quindi biologiche. Oggi siamo la maggiore regione etterata in termini biologico in Italia. Oggi rappresentiamo dall'arancia rossa a tutte le varietà dell'ortofrutta siciliano anche una fetta per quei consumatori che scelgono di consumare in maniera consapevole. Investire sull'agricoltura biologica è un investimento lento, ma che negli anni sta dando risultati in termini economici, ma soprattutto di guardare ai nuovi mercati. Sempre di più il consumatore è consapevole e la scelta di aver investito sul biologico ci rende orgogliosi, non soltanto per i numeri, ma anche e soprattutto per la qualità del prodotto che riusciamo a portare nelle tavole di tutta Italia. Prima di salutarci, l'ultima cosa gliela chiedo, lei è l'assessore dell'Agente, no? È sempre vicino alle attestazioni, alle richieste, a tutto ciò che viene chiesto. Cosa si sente di dire, gliel'ho chiesto anche a Verona, ai produttori, alle produttrici che sono qui, ma anche a chi ci segue da casa, a chi ci segue attraverso Isola Verde? È un messaggio di ottimismo, ma anche un messaggio di resilienza. Sì, è un messaggio di ottimismo, perché dobbiamo raccontare ciò che di bello la nostra terra ci ha consegnato. Abbiamo prodotti straordinari, sta a noi volere continuare a saperla raccontare per come gli altri la guardano. Una terra meravigliosa dove le mani laboriose dei nostri produttori riescono davvero a raccontare una storia millenaria. Lo stiamo facendo come governo, incentivando l'export, ma soprattutto promuovendo la nostra regione per tutto ciò che è il comparto che la nostra regione oggi rappresenta, alle bellezze naturali, monumentali, ma soprattutto anche ambientali, e lo facciamo nelle fiere di settore perché siamo orgogliosi dei nostri produttori, ma soprattutto del prodotto che riusciamo a consegnare all'intero mondo.
bello girare l'Italia e poi alla fine ritrovarsi con i siciliani, con i produttori, con le produttrici e ritrovarsi con quella forza che è unica, che è siciliana e che poi va alla conquista non solo del resto d'Italia ma del mondo. Sono in compagnia di Giosuè Arcoria, al quale do il benvenuto in questa puntata speciale di Isola Verde. Lui è il presidente di qualcosa di veramente molto importante e di molto rappresentativo per la nostra terra, perché con lui parliamo di agrumi. Giosuè, tu sei il presidente del distretto produttivo agrumi di Sicilia e intanto vorrei dire che la vostra presenza qui al McFruit è importante, perché il McFruit è sì una gran bella vetrina, ma è anche un'occasione di confronto importante. Sì, infatti, assolutamente. Intanto grazie a voi per avermi dato appunto questa grande opportunità in un momento molto importante per tutta la filiera agrumicola e quindi anche agricola. Quindi in queste occasioni sono appunto queste le occasioni dove noi possiamo rappresentare al meglio il nostro comparto, i nostri comparti produttivi, che sono veramente eccellenti, e dove dietro di noi c'è una filiera molto importante, una filiera costruttiva, una filiera che crede ovviamente nel futuro, crede nella terra, crede nelle proprie risorse, e nonostante, e devo dirlo anche e soprattutto, negli ultimi anni abbiamo avuto veramente seri danni a tutto il comparto agrumicolo. Se vediamo la siccità del 24-25, nonché anche il ciclone Harry, che ha colpito duramente le coltivazioni agrumicole lo scorso gennaio, quindi però il settore crede, il settore appunto risponde, il settore è un settore vivo, è un settore molto vivace, ed è un settore dove ancora oggi abbiamo tanti imprenditori che veramente, e ribadisco per l'ennesima volta, credono e sostengono un settore estremamente difficile. Un settore difficile perché purtroppo la crisi climatica ha messo veramente negli ultimi anni, ha messo in ginocchio tutte le aziende. Certo. Quindi come ribadisco, siamo contenti perché gli imprenditori rispondono, gli imprenditori innovano e rinnovano le loro aziende in un momento difficile. Giosuè, voglio intervenire proprio su questo. Le criticità le conosciamo, vanno affrontate ogni giorno con impegno, con anche strategia, perché è necessaria la strategia. Credo però di poter dire che una delle ottime notizie sia il fatto che le nuove generazioni, e cioè i giovani che magari ereditano le aziende dai bisnonni, dai nonni e dai padri, magari vanno ad acquisire delle competenze fuori, ma rientrano in Sicilia e danno nuova energia a questo comparto. Quindi diciamo, anche se ci sono le difficoltà, il futuro è al sicuro. Allora, conosco tanti di questi casi, appunto come dicevi tu, conosco tanti giovani che una volta che hanno studiato al nord magari e potevano benissimo stare al di fuori della nostra isola, hanno deciso di ritornare nelle proprie aziende, uno perché sicuramente vedevano i propri padri, i propri genitori che con fatica ovviamente portavano avanti il loro lavoro, però grazie diciamo, il fatto che i giovani studiano e poi ritornano nella nostra terra è un segno positivo, perché ovviamente portano all'interno della nostra isola, all'interno delle nostre aziende, un know-how ovviamente diverso, portano innovazione, portano curiosità, quindi ovviamente benvengono appunto questi ragazzi, però l'importante è che tornino in Sicilia, perché abbiamo tanto da fare. Abbiamo negli ultimi anni anche abbiamo avuto tante agevolazioni affinché il settore si appunto incrementasse attraverso dei bandi regionali, bandi europei, dove mettono sempre in risalto ovviamente l'agricoltura, perché comunque, come ripeto, l'agricoltura ha bisogno sempre di piccoli sostegni affinché possa andare sempre avanti. Un altro sostegno importante che stiamo avendo in agricoltura negli ultimi anni è la diversificazione aziendale, dove tanti imprenditori all'interno delle proprie aziende, tramite fattorie didattiche, fattorie sociali, agriturismi, oppure si inventano dei campi colorati con tulipani, creano delle attrazioni per le famiglie e per i giovani. Quindi il settore è in continua evoluzione, però è una bella evoluzione. Io ci credo tanto, infatti queste vetrine ovviamente come il McFruit e tante altre vetrine ovviamente sia europee che anche oltreoceano ovviamente portano solamente dei benefici alle aziende, perché noi siamo promotori di un territorio, siamo promotori di storia, di cultura, di biodiversità, e ci tengo a precisare che noi in Sicilia siamo in biodiversità, perché abbiamo una terra ricca, una terra che è circondata da mari, una terra che veramente crea
sviluppo, ma soprattutto crea dei prodotti quasi introvabili. È vero, e poi unici, diversissimi tra loro, e tante volte, sai, utilizziamo una frase che è particolarmente evocativa: noi siamo un continente all'interno di un continente, ma questo Bravissimo. è assolutamente vero, e come ci diceva giustamente il Presidente, soltanto attraverso la strategia, soltanto attraverso la lungimiranza, soltanto attraverso magari la ricerca di qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, questo è un comparto che si può rinnovare e può garantire futuro. Prima di salutarti, Presidente, mi piace molto sottolineare una cosa alla quale tu facevi riferimento prima. Voi rappresentate il distretto, mi dicevi qui al McFruit siamo pochi, ma siamo voce di tanti, e c'è grande coesione tra coloro che partecipano al distretto. Assolutamente, una cosa che ci tengo a dire, che dobbiamo uscire un po' dai nostri meccanismi, diciamo, intellettuali. Essere meno solisti. Esattamente, io dico a tutti veramente di essere uniti, di fare aggregazione e di aggregare, perché veramente abbiamo necessità, non siamo individualisti, dobbiamo pensare veramente affinché il nostro comparto si aggreghi ancora di più, perché veramente grazie all'aggregazione e grazie allo sviluppo e grazie anche alla politica bella, alla politica pulita costruttiva che ci dà questa opportunità, e noi dobbiamo veramente puntare sempre di più affinché il nostro settore diventa sempre più unito, sempre più coeso e sempre più costruttivo. Quindi appunto viva le arance, viva i limoni, viva tutta la filiera produttiva agricola siciliana, e soprattutto un abbraccio a tutti gli agricoltori che ogni giorno, quotidianamente, fanno tantissimi sacrifici per portare avanti le proprie aziende. Grazie ancora. Grazie infinite a te. Avete visto che poi quando si parla, quando ci si confronta, ci si rende conto del grande lavoro che c'è alle spalle di un'ottima arancia, di un ottimo limone, e che tante volte noi siciliani magari diamo per scontato, e allora queste occasioni diventano occasioni buone per dire grazie, come diceva prima il Presidente, a quei produttori, a quelle produttrici, a quegli agricoltori che davvero fanno enormi sacrifici a che poi il prodotto siciliano sia conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il racconto di Isola Verde in questo special McFruit a Rimini continua. Ci ha raggiunto qui in postazione al McFruit a Rimini Gerardo Diana, che è il presidente del Consorzio di tutela dell'arancia rossa. Gerardo, le nostre arance vanno alla conquista del resto d'Italia, vanno alla conquista del mondo, e si può dire che questa edizione di McFruit sia stata un'ulteriore consacrazione per la nostra arancia. Questa edizione è stata molto bella, mi è piaciuto questa prima mattina perché per la prima volta ho trovato traffico per venire qui. Questo perché gli anni passati si faceva in concomitanza con un'altra importante fiera per il settore food, quest'anno invece con una scelta intelligente si è deciso di dare spazio all'ortofrutta, che per troppo tempo è considerata il figlio di un dio minore, invece è un settore, no, è un settore fondamentale per la Sicilia e per il Sud, è un settore che dà tanto lavoro, dà reddito nonostante le 5.500 difficoltà che viviamo giornalmente. Poi è un settore che parla di storia, della nostra storia. È un settore bellissimo, un prodotto certificato come l'arancia rossa di Sicilia IGP è un prodotto che si collega all'Etna, è un prodotto che si collega alla nostra terra, alla nostra storia, alla nostra gente, al nostro DNA. Unico. Esattamente. Sono diverse le iniziative che vi vedono protagoniste quest'anno al McFruit. Mi ha molto colpito questa unione tra la piadina e l'arancia rossa. Era una sfida che poteva sembrare anche una sfida molto provocatoria, e invece è stato un successo. Noi siamo fortemente sostenitori di un ponte, in attesa di quello materiale che non so se vedrò mai. Intanto creiamo un ponte immateriale di prodotti, quindi a Berlino abbiamo fatto una bellissima insalata con radicchio di Treviso IGP, oggi con la piadina Emiliani IGP, e quindi è la voglia di far conoscere che in Italia, regione per regione dove andiamo, si mangia benissimo e possiamo fare anche degli incontri particolari. Che bello, dei matrimoni che sono evocativi e, permettetemi, anche romantici, perché vedere l'arancia rossa e la piadina è una cosa che ha colpito particolarmente, e credo non soltanto me. Occasione giusta anche per i confronti, no? Questo è un momento nel quale viviamo un grande cambiamento climatico, soprattutto in Sicilia tante regole si stanno riscrivendo, e voi avete colto questa occasione anche per confrontarvi con i tanti produttori e per raccontare quello
quello che sta accadendo in Sicilia, al resto d'Italia e al resto del mondo? È fondamentale perché troppe volte quello che avviene in Sicilia resta in Sicilia. Invece la scommessa è quella domani di portare, speriamo, tante persone a parlare di cambiamento climatico, ma a non lamentarci solo, ma a venire fuori con delle proposte. Quindi vogliamo parlare insieme al CREA, che è questo centro che fa tanta innovazione e tanta ricerca, insieme al direttore dei consorzi di bonifica italiani e con un Paolo De Castro, professore di nomisma, che è veramente il mostro sacro della politica agricola comune europea. Insomma, come vedete, di lavoro da fare ce n'è veramente tanto, e però progressivamente tutto sta andando nella direzione giusta, grazie anche a uomini come Gerardo che riescono con la giusta strategia, con la giusta programmazione, con la corretta lungimiranza a segnare una strada, a tracciare una strada che poi è una strada che va a beneficio dei tanti produttori e delle tante produttrici, in questo caso dell'arancia rossa siciliana. Presidente, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi. Un altro tesoro tutto siciliano è il pomodoro di Pachino, quello che noi chiamiamo pomodorino, e sono qui con il presidente del consorzio, con il quale voglio un po' cercare di capire cosa sta accadendo quest'anno per il pomodoro di Pachino qui al McFruit. Sicuramente un'edizione importante, un'edizione di confronto, ma anche di futuro. Sì, un'edizione che sicuramente lascerà il segno, perché corrisponde a una situazione geopolitica molto difficile. Le aziende hanno tanta incertezza in questo settore, ma noi siamo ancora una volta qui a McFruit, fiera di riferimento sia nazionale che internazionale, per presentare una novità non indifferente, è rivolta al settore Horeca, con un imballaggio fatto hoc per servire sempre meglio un settore che ad oggi non abbiamo servito. Ovviamente quando parliamo di tutto ciò parliamo fortemente anche di sostenibilità. Questo è un altro dei temi caldi, no? E dei temi che ci riguardano da vicino e che riguardano il futuro dei nostri figli, Presidente. Sì, come no. Il consorzio è molto sensibile in questo senso, non a caso è il primo consorzio in Italia certificato Goccia Verde, perché abbiamo capito durante le siccità delle acque l'importanza di conservare e gestire al meglio una risorsa che per l'agricoltura è fondamentale. Non solo, stiamo lavorando con l'Università di Messina per certificare la nostra filiera con una certificazione fortemente sostenibile sul carbon footprint, dove producendo in una serra mediterranea dove non utilizziamo luce artificiale, riscaldamento o raffreddamenti, noi possiamo dimostrare che a basso consumo offriamo un prodotto di grande qualità e soprattutto in termini sostenibili. Che bello, è un ciclo virtuoso che garantisce la qualità, garantisce la sostenibilità, garantisce il futuro. Le sfide, al di là del momento che stiamo vivendo geopoliticamente complesso, le sfide siciliane che dovete affrontare e che dovete vivere, quali sono e come vi aiuta l'assessorato regionale? L'assessorato è sempre al nostro fianco, basta pensare che questo padiglione fantastico per le aziende, per
i consorzi siciliani che anche quest'anno ci ospitano non solo qua al McFruit, ma siamo reduci della Fiera di Berlino e altri incontri importanti. Le istituzioni sono alla base delle soluzioni che serviranno per il futuro di un'agricoltura sostenibile, soprattutto in Sicilia, una regione, non dimentichiamo, è la più grande regione d'Italia, dove l'agricoltura ha il suo habitat naturale. Se posso aggiungere una chicca, Pachino è il paese più assolato d'Europa e la dice lunga. La rimanenza della Sicilia non è di meno e ogni area, ogni piccola area ha una sua vocazione, una vocazione che dà vita a un prodotto, permettetemi, di eccellenza mondiale ed è riconosciuto dove andiamo. Oggi al McFruit, domani in giro per il mondo riconoscono la Sicilia, riconoscono i nostri prodotti eccellenza italiani. Grazie veramente Presidente, grazie anche per queste parole che poi fanno capire quanto sia importante quello che facciamo in Sicilia ogni giorno, magari con tanti sacrifici, ma quando poi i risultati sono quelli che stiamo commentando in questa edizione di McFruit e capiamo che il lavoro è un lavoro fatto davvero bene. Il racconto di Isola Verde in questa puntata speciale continua. Adesso vi presento un top player dell'uva siciliana, do il benvenuto qui nella nostra postazione a Gianni Raniolo, che è il presidente del consorzio Uva da Tavola di Mazzarrone. Presidente, io l'ho definito un top player perché da quando lei è arrivato nel 2012 questo consorzio è cresciuto a dismisura, anche i numeri, anche le cifre della commercializzazione, si andava da un paio di centinaia di migliaia di euro nel 2012 fino a diversi miliardi addirittura nel 2020. Qual è il segreto di questa gestione così virtuosa che è esemplare? Il segreto del consorzio sicuramente è la buona frutta che noi riusciamo a fare nel nostro territorio. Il nostro territorio è un territorio vocato veramente per quanto riguarda l'uva da tavola. Noi ci muoviamo in un territorio di circa 12.000 ettari, sono due province interessate che sono la provincia di Catania e Ragusa. Sì, con i comuni di Mazzarrone il primo, poi Licodia e Caltagirone, e poi la provincia di Ragusa dove abbiamo Chiaramonte, Comiso e Acate. In questo territorio si producono circa 8.000 ettari di vigneti e principalmente l'uva tradizionalmente più vocata era l'uva Italia, però già dai 5-6 anni siamo nella riconversione e andiamo a fare un pochettino di produzione di uve senza semi. La peculiarità è il territorio, appunto il terreno, il sole, l'acqua che ci danno quella capacità di produrre un'uva particolare di un sapore intenso che poi tutti i produttori anche riescono a dare il giusto valore. E anche gli agricoltori, io dico sempre gli uomini e le donne della terra che con sacrificio davvero riescono a tirare fuori un prodotto assolutamente straordinario. Le chiedo come sta andando questa edizione di McFruit. Allora, noi stiamo vedendo che qua c'è sempre un aumento ogni edizione del McFruit e noi siamo sempre presenti perché facciamo un po' tutte le fiere del settore, però principalmente ci teniamo ad essere qua in Italia per promuovere appunto la nostra uva, il nostro territorio e farlo conoscere ancora di più a tutto quello là che è la grande distribuzione organizzata che già ci ospita in quasi tutta la loro grandezza. Credo che vada detto grazie anche all'operato dell'assessorato regionale all'agricoltura che ha grande attenzione nei confronti di questo comparto, comprendendo che è un comparto dal quale la Sicilia può veramente ripartire e rilanciarsi, Presidente. Assolutamente sì, noi abbiamo un grande assessore che al momento ci dà una grande mano e che capisce quali sono i problemi, anche le problematiche dei coltivatori o dei produttori, e possiamo dialogare tranquillamente e speriamo che possa portare dei benefici un pochettino a tutti. Presidente, grazie veramente per il tempo che ci ha dedicato e ovviamente le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Grazie davvero a Gianni Raniolo, presidente del consorzio Uva da Tavola di Mazzarrone.
Come vedete noi vi raccontiamo questi uomini, queste donne fantastici che fanno tanto per la nostra terra e che soprattutto non solo esportano un prodotto fantastico, ma esportano una filosofia, in questo caso una filosofia di coltivazione che è assolutamente vincente. Il racconto di Isola Verde qui al McFruit continua. Le buone notizie sono virtuose e contagiose e adesso ve ne diamo un'altra. Ci ha raggiunto nella nostra postazione qui a Rimini il dottor Nino Di Cavolo, che è il presidente di Sicilia Fiera. Nino, benvenuto. Grazie. Proprio perché è stato siglato un accordo molto prestigioso, molto importante tra Sicilia Fiera, tra Frutec e McFruit. Questo vuol dire che si accorciano le distanze tra la Sicilia e il resto d'Italia e il resto del mondo, Presidente. Buongiorno e grazie per l'invito. Cosa dire? Le buone notizie arrivano e arrivano sempre in maniera importante. Diciamo che le collaborazioni portano poi alla fine grandi cambiamenti e i grandi cambiamenti arrivano anche da noi in Sicilia. Frutec sigla questo accordo insieme a McFruit per poter valorizzare ed essere anche loro presenti in maniera più importante all'interno del nostro evento, quindi curare ancora di più quelli che sono poi anche i loro espositori, perché molti siciliani sono qui presenti, molte aziende arrivano qui a McFruit appunto per iniziare a dialogare con quelli che sono i buyer internazionali, con i mercati agroalimentari e con i mercati ortofrutticoli, ma da noi in Sicilia succede anche questo, quindi noi poniamo grande attenzione appunto a questi dialoghi e McFruit ha voluto creare una collettiva di buyer per poter favorire l'esportazione dei prodotti ai nostri agricoltori. E quindi noi per ricambiare, quindi nell'accordo siglato c'era il voler portare le aziende che non riuscivano, comunque non erano riuscite ad entrare all'interno del sistema McFruit, portarle qui con noi in una collettiva fatta da Frutec. Quindi uno scambio che alla fine, vi rendete conto, giova all'utente finale e tra l'altro va detto che qui grazie a voi, grazie al vostro impegno, sono arrivati più di 30 espositori, più di 30 aziende che raccontano la Sicilia, l'agricoltura siciliana e che quindi hanno modo di mettersi in mostra e di confrontarsi con un mercato così importante. Assolutamente, ieri è venuto appunto l'assessore Luca San Martino, è venuto da noi ad incontrare tutti quelli che sono i nostri espositori, quindi in questa grande collettiva è venuto a dialogare con loro, ha fatto per lui grande piacere che questa collettiva esistesse, anche perché quando fu al taglio del nastro abbiamo detto che l'evento doveva essere un evento di grande rilevanza, lo è, continua ad esserlo. Quando noi all'epoca pensammo Frutec lo abbiamo pensato perché c'erano, diciamo, dei buoni motivi, perché la Sicilia avesse un evento che parlava di ortofrutta e di agroalimentare. Noi siamo leader in Italia per la produzione, abbiamo 220.000 aziende, quindi rappresentiamo il 13,6% delle aziende italiane. Abbiamo il suolo utilizzato agricolo più grande. Siamo i primi nel biologico, regione. Abbiamo numeri straordinari. Nel biologico insieme alla Puglia e alla Toscana siamo i primi, quindi oggi abbiamo numeri interessanti e quindi andava creato un evento di queste dimensioni, andava creato un evento che parlasse agli agricoltori, parlasse alle aziende e che potesse far dialogare anche con tutto quello che è poi alla fine la filiera internazionale, non solo quella locale e nazionale. Grazie Presidente, complimenti e ovviamente buon lavoro. Come vedete si creano rapporti e si costruiscono ponti, quei ponti che poi sono utili tra istituzioni, imprenditori e in questo caso tra gli uomini e le donne dell'agricoltura siciliana che meritano grande attenzione, grande rispetto e grande affetto per quello che ogni giorno con fatica e con sacrificio riescono a costruire.
Anche questa è stata un'esperienza bellissima con Isola Verde. Vi abbiamo raccontato McFruit 2026, ma soprattutto vi abbiamo raccontato le storie dei produttori, delle produttrici, dei consorzi, e adesso che siamo proprio agli sgoccioli di questa edizione arriva il momento del bilancio e quindi ancora una volta torna a trovarci l'assessore Luca Sammartino. Assessore, un bilancio che può essere senza ombra di dubbio un bilancio positivo? Sì, assolutamente sì, grazie Ruggero. McFruit 2026 testimonia come il Paniere Italia si sia arricchito sempre di più dei prodotti dell'ortofrutta siciliano. La vera sfida è portare questa straordinaria qualità dei prodotti nelle tavole di tanti italiani. Viviamo una fase complessa e il Paniere ha un borsino all'interno delle famiglie italiane e siciliane, e la sfida dei prossimi anni sarà quella di mettere insieme i produttori per raccontare non soltanto la qualità del prodotto, ma per renderlo agevole a quanti tanti potranno usufruirne. Numeri che già sono incoraggianti e questo può essere considerato un bel punto d'arrivo, ma se solo un nuovo punto di partenza, perché la politica come sempre deve studiare nuove strategie, deve trovare nuove strade, nuovi percorsi per stare sempre vicino a chi ogni giorno comunque cerca di portare alto, in questo caso, il nome dell'agricoltura siciliana. Assolutamente sì, ma McFruit rappresenta al 2021 una fiera sempre di più in crescita. Quest'anno i buyer internazionali, ma soprattutto le grandi opportunità che le aziende hanno di confrontarsi con i mercati esteri, testimonia come gli agricoltori siciliani siano in grado di produrre quella straordinaria qualità che sta davvero facendo affascinare il mercato internazionale. Io credo che l'ortofrutta, di cui non troppo spesso si parla, è una di quelle fasce che rappresenta non soltanto il PIL della nostra regione, ma che dà centinaia e centinaia di posti di lavoro. Tante testimonianze positive di imprenditori agricoli che hanno scommesso nella sericoltura, ma che hanno scommesso anche in alcune produzioni oggi innovative che fanno inorgoglire ovviamente la nostra terra, ma che la rendono anche vivace e colorata all'interno delle tavole italiane. Poc'anzi sono passato da uno stand di quella che era una delle spezie che quotidianamente utilizziamo, l'origano, piuttosto che tante altre piante officinali, e ci rendiamo conto di come i visitatori vengono a guardare quello che per noi è la normalità. Ecco, la ricetta della Sicilia è puntare su tanti che hanno faticosamente tramandato anche antichi mestieri. Grazie Assessore, tradizione, innovazione, grande sostenibilità, e noi personalmente ringraziamo l'Assessorato regionale all'agricoltura per averci dato ancora una volta l'opportunità con la nostra troupe di allontanarci dalla Sicilia, ma di raccontare la Sicilia in giro per l'Italia, in questo caso al McFruit di Rimini. Il racconto è quasi terminato, ma ancora non è finito, restate con noi. Beneath the pines, the shadows grow. A whisper hums where rivers flow. Cold stones hold secrets long untold. I listen close. The water knows. Oh, the river knows. The river sees. It carries the whispers of ancient trees. It bends, it breaks, it runs, it slows. The river knows. I tossed my name into its tide. It sank where broken dreams reside. The moonlight danced, the reeds did bow. A question lingers. Where am I now? And the ripple spoke.
E così termina qui il racconto di Isola Verde speciale McFruit 2026 all'Expo Center di Rimini. Sono state 3 giornate molto intense, molto belle, nelle quali vi abbiamo raccontato dove sta andando il mondo dell'agricoltura, soprattutto quello siciliano, visto che appunto la regione quest'anno è stata scelta come regione partner di questo evento così importante. Ovviamente continuate a seguirci su Antenna Sicilia e Telecolor, perché il racconto di Isola Verde continua.